assistente del generale de Gaulle, Chirac è il politico francese che più somiglia al suo maestro. Sindaco di Parigi, primo ministro sotto Giscard, 2 volte presidente della Repubblica, segnerà il suo tempo. Sarà un uomo politico che farà parecchie riforme, a cominciare anche dalla riduzione del mandato presidenziale. Chirac si accorgerà subito dei limiti della riforma costituzionale varata da de Gaulle. Ad esempio, i 7 anni sono considerati da lui troppi per una democrazia moderna, li riduce a 5, però incontra dei problemi grazie a una scelta poco felice dei suoi collaboratori, in particolare dei suoi primi ministri, Balladur, Raffarin, Sarkozy. Poi deve anche sondare la collaborazione, la coabitazione con il socialista Jospin. I casi della politica poi lo portano a sfidare l'ultranazionalista Jean-Marie Le Pen. Lui vince anche con il successo dei gollisti, un successo importante appoggiato anche dai socialisti, ma la sua parabola discendente comincia con le accuse di corruzione rivolte a lui e al suo staff. Sarà un lungo calvario, un lungo purgatorio che per Chirac si concluderà nel 2011 con la condanna a 2 anni per detenzione di fondi illeciti, una condanna con la condizionale, una condanna che segnerà definitivamente la sua uscita dal palcoscenico pubblico.